nuovo congresso. Oggi vi stiamo vedendo tanta gente per la nuova guida del partito ad Agrigento, che sarà lei. Sì, non è cambiato nulla, è una cosa concordata con l'onorevole Ruvolo, perché io e l'onorevole Ruvolo siamo alla stessa cosa, è una continuità di un programma che abbiamo fatto nelle regionali, le europee e le prossime amministrative e le politiche che ci saranno. Non è cambiato nulla, è la stessa persona, anche si scrive Gallo, si legge Ruvolo. Provinciali, c'è un tavolo regionale, se voi ora verrà il Marcello Caruso, segretario regionale, parlate con lui, quello che deciderà il tavolo regionale noi ci adegueremo ovviamente. Si parla di questo accordo col PD. Ma se parliamo ancora c'è una trattativa regionale, io del PD non ne so nulla, quindi penso di andare avanti con una serenità, una Forza Italia viva come vedete e con una serie di alleati che se c'è una sintesi, ma ripeto, di un quadro regionale si va avanti e le regole si rispettano. Congresso provinciale oggi qui ad Agrigento, quale sarà il nuovo corso del partito con la nuova segreteria? Ma il corso continua e siamo in una situazione e in un contesto dove quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti, una segreteria che ha lavorato, che ha prodotto, che ha fatto i tesserati. Siamo per la provincia di Agrigento, sono oltre 3.600 tesserati, non abbiamo ancora il dato degli online, sappiamo soltanto quelli che abbiamo mandato noi, quindi penso che è un dato più che soddisfacente, che mantiene quella percentuale alta di Forza Italia, la più alta in Sicilia. E abbiamo lavorato in sinergia, io e l'onorevole Gallo e tutta la squadra. L'avvicendamento di oggi altro non è che un proseguire sulla stessa linea, con l'unica differenza che la sottoscritta, oberata da troppi impegni, il primo fra tutti è il tempo che mi assorbe il Comune, il tempo che mi assorbono le due commissioni di cui faccio parte, sia la bilancio come vicepresidente che la sanità, quindi gli impegni istituzionali, a cui si aggiunge purtroppo anche, non purtroppo, meno male devo dire, il tema famiglia. Io non ho una famiglia che risiede in Sicilia, quindi ogni tanto anch'io ho diritto nel fine settimana di raggiungere le mie figlie e mio marito. Tutto questo alla luce di una serie di valutazioni che ho fatto mi hanno indotto, e lo avevo già anticipato nel congresso, nell'incontro di Natale, negli auguri di Natale che abbiamo fatto, che proprio per dare questa marcia in più, se così vogliamo dire, nel fatto che bisogna girare i territori, bisogna essere presenti, bisogna spostarsi verso la periferia, e quindi questo prevede una costanza non indifferente che io in questo momento non posso garantire. Non posso garantire tutti i giorni o tutte le domeniche o tutti i fine settimana. Per questo motivo con l'onorevole Gallo e con il direttivo del partito abbiamo pensato che fosse opportuno proprio dare la possibilità a chi invece questo tempo e questo spazio lo può riempire di farlo. Quindi oggi faremo questo congresso provinciale con tutte le soddisfazioni che sono legate a risultati, ripeto, che sono sotto gli occhi di tutti. Peraltro in democrazia, lo sappiamo tutti, conta il consenso, contano i voti, e noi, penso sia io che l'onorevole Gallo, a parte il discorso della direzione provinciale, lo abbiamo dimostrato anche nelle tornate elettorali che ci hanno visto impegnati. E non voglio fare ancora una volta la cronistoria, però se serve la facciamo, dalle amministrative dove ho avuto la mia riconferma e i miei cittadini sapevano e sapranno che sono Forza Italia, alle regionali, dove io e l'onorevole Gallo abbiamo avuto il massimo dei consensi, alle europee, dove siamo scesi in campo 15 giorni prima che si chiudessero le liste, e abbiamo fatto un lavoro credo egregio, con oltre 30.000 voti per quanto riguarda il risultato portato. Quindi il lavoro non finisce, l'impegno non termina, stiamo cercando di dare maggiore linfa a questo partito e di essere in provincia e di fare in provincia la differenza. Riguardo alle elezioni provinciali, cosa bolle in vento? Allora, per le elezioni provinciali ancora non ci sono, leggo i giornali anche questa mattina, accuse, diktat, eccetera, eccetera. Siccome però anche per quanto riguarda le elezioni di secondo livello contano a questo punto i numeri e contano i consiglieri che abbiamo,
stiamo facendo una valutazione su come al meglio organizzarci per dare il nostro contributo anche a livello provinciale. Si parla di un accordo col PD. A me questo ancora non risulta, quindi quando sarà ufficializzato questo ne parleremo. Onorevole Pellegrino, oggi qui ad Agrigento per questo congresso provinciale di Forza Italia, un partito che ad Agrigento è cresciuto a dismisura. Sì, assolutamente cresciuto, è effervescente, c'è molto fermento, si vede anche dai partecipanti, si vede anche dall'umore, si vede anche dai sorrisi e mi pare che sia in assoluta sintonia con quello che è il clima nazionale, questo aumento a dismisura dell'attrazione del partito anche per via di tutte le riforme. Ieri c'è stata una convention a Palermo sulla riforma della giustizia, molto seguita, molto partecipata, con molto interesse, perché la riforma delle riforme, io sono avvocato come Nino Graziano è pure avvocato, molti siamo avvocati, ed è una riforma che non è una riforma della politica ma è una riforma dei cittadini, e noi adesso sono assolutamente contento di poter fare da padrino al nuovo segretario provinciale di Agrigento e nella mia qualità di presidente del gruppo parlamentare all'Ars di Forza Italia. Assolutamente sì, ma non solo, un partito che continua ad essere sempre più attraente e che rappresenta il centro moderato di interesse a tutti coloro i quali si vogliono avvicinare alla politica. La presenza oggi di tante persone, di tantissimi giovani e donne nella testimonianza e attraverso i congressi che si costruiscono le classi dirigenti che poi vengono affidate alle istituzioni. Quindi siamo veramente contenti di questa bellissima vetrina.